2,5 quintali di cervo, tanto sono bastati per mandare in tilt la città e il traffico di Thiene a metà pomeriggio. Cervo smarrito e spaventato che ha creato momenti di forte preoccupazione fino a sfondare la cancellata di un'abitazione. 7 agenti del Consorzio Nord-Est Vicentino impegnati per 4 ore, ma anche carabinieri, polizia provinciale, per creare un cordone di sicurezza a tutela dei cittadini mentre l'animale era all'interno del parco ed evitare che potesse essere un pericolo per passanti e auto del centro, prima di essere recuperato e liberato nelle colline delle Breganze. Episodi come questo dimostrano quanto sia necessario un vero coordinamento tra istituzioni su situazioni di fauna selvatica, coordinamento che non mi pare sia risultato efficiente se non grazie alla buona volontà e all'intraprendenza del personale intervenuto. Devo dire che ieri sono stati impegnati 7 agenti per oltre 4 ore, oltre ad altri enti. Quindi ho chiesto un rapporto alla polizia locale per individuare eventuali criticità, così da evitare che altri sindaci si trovino nelle mie stesse condizioni, sia dal punto di vista economico, quindi dei costi che dovranno essere supportati dalla collettività, e soprattutto dal punto di vista della sicurezza.